Le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL di Agrigento, congiuntamente alle segreterie delle categorie di metalmeccanici, acqua e gas, si sono riunite per discutere e valutare la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo comunicata dal Girgenti Acque e dalla società collegata Idrotecne, che prevede complessivamente 85 licenziamenti. I rappresentanti dei lavoratori hanno deciso congiuntamente di procedere con una richiesta di incontro alle società interessate e di coinvolgere l'ATI, oggi silente, quale organismo preposto al controllo e regolazione della gestione del servizio. Data l'estrema gravità della situazione in aggiunte sindacati, si è convenuto di informare il prefetto di Agrigento, Dario Caputo. Probabile quindi a questo punto che l'incontro preventivo della ditta per il prossimo 21 maggio possa saltare a data da destinarsi, data la volontà dei sindacati di resistere nelle opportune sedie, dato che sembrano nutrire non pochi dubbi sulla procedura seguita. E mentre i sindacati provinciali scendono in campo per tutelare i lavoratori ed i paventati licenziamenti, si riaccende il dibattito che vede vecchie questioni sul metodo con cui la società che gestisce i servizi idrici in provincia avrebbe fatto le assunzioni, oggetto anche di indagini da parte della magistratura. Massimo Raso della CGIL così risponde alle critiche nate sui social media. Il problema non è accertare come sono entrati i lavoratori o da chi sono stati raccomandati, dice, perché è del tutto evidente che non si sono fatti concorsi per entrare. Adesso noi abbiamo alcune centinaia di lavoratori, conclude, che meritano rispetto e tutela.